Pone luctum sume vestem captive ecclesia, tolle palmas celestem, triumfantem celebra, mortem dedelabit, peccatores vindicabit, Iesu tibi gloria, 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 Iesu tibi gloria, ut nos morte liberare, se sepulcro subdigi, et ut nostra renovare, vitam vivus prodigi, mors tuia es triumphata, vita nobis est renata, Iesu tibi gloria, 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 Iesu tibi gloria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per vivere degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Prega. O Dio, che apri la porta del tuo regno agli uomini rinati dall'acqua e dallo Spirito Santo, accresci in noi la grazia del battesimo, perché liberi da ogni colpa possiamo ereditare i beni da te promessi, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Stefano diceva al popolo, agli anziani e agli scribi: testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo. Come i vostri padri, così siete anche voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete diventati traditori e uccisori. Voi che avete ricevuto la legge mediante ordini dati dagli angeli e non l'avete osservata. All'udire queste cose erano furibondi in cuor loro e digrignavano i denti contro Stefano. Ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Allora, gridando a gran voce, si turarono gli orecchi e si scagliarono tutti insieme contro di lui. Lo trascinarono fuori della città e si misero a lapidarlo. E i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo. E lapidavano Stefano, che pregava e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Poi piegò le ginocchia
questo morì. Saulo approvava la sua uccisione. Parola di Dio. Preghiamo grazie a Dio. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Sii per me, Signore, una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva, perché mia rupe e mia fortezza tu sei. Per il tuo nome guidami e conducimi. Alle tue mani affido, Signore, il mio spirito. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Io confido nel Signore, esulterò e gioirò per la tua grazia. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto, salvami per la tua misericordia. Benedetto il Signore, che per me ha fatto meraviglie di grazia. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Alleluia, alleluia, alleluia. Io sono il pane della vita, dice il Signore. Chi viene a me non avrà fame. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo la folla disse a Gesù: quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù: in verità, io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete mai. Parola del Signore. Gesù è cercato da quelle persone che lo hanno visto moltiplicare i pani e i pesci. Alcuni di loro sono tra quelli che volevano farlo addirittura re. Lui, lo abbiamo ascoltato nelle giornate precedenti, preferisce invece ritirarsi sul monte tutto solo a pregare, perché il suo centro è il rapporto con quel Padre che lo manda nel mondo a portare la vita. Lui è il pane di Dio che discende dal cielo ed è e dà la vita al mondo intero. Quelli che lo ascoltano sono ammirati da lui, lo guardano con attesa. Dall'altro lato però c'è un gioco tra fascino e resistenza verso la persona di Gesù. Tanti sono attratti da lui per tantissimi motivi diversi, alcuni superflui, altri invece più profondi, però c'è questa resistenza ad ascoltarlo fino in fondo e ad affidare la propria vita a lui, alla sua parola, al suo progetto. Potremmo dire che è un contrasto nel cuore di ogni uomo, di ogni generazione. Chiedono in questo caso al Cristo un ulteriore segno perché possa essere creduto e ha appena fatto la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Come si può chiedere a Dio un altro segno dopo che ha già fatto un miracolo qualche tempo prima e l'hanno visto con i loro occhi? L'uomo quando esita si inventa delle prove da chiedere anche nei confronti di Dio. Chiediamo al Signore che ci aiuti a essere persone che sanno fare memoria dell'azione di Dio nella nostra vita. Cosa vuol dire questo? Sicuramente ci sono dei momenti della nostra vita in cui Dio, o in maniera grande o in maniera magari meno eclatante, ha fatto sentire la sua presenza.
può essere all'interno di qualche fatto quotidiano che il Signore ha fatto sentire la sua presenza, il suo aiuto, il suo sostegno. Può il Signore avermi fatto intuire qualcosa che mi ha fatto affrontare certe situazioni in maniera completamente diversa. E magari queste intuizioni sono state conseguenza anche di momenti di preghiera in cui ho chiesto aiuto a Dio. Possono essere stati dei momenti in cui ho sentito una forza che non era la mia, e quella era un'ulteriore prova della presenza di Dio in quella situazione, di un Dio che mi ha fatto affrontare quella situazione in maniera diversa, con la sua potenza, con la sua forza, magari proprio la forza dell'amore che mi ha aiutato ad amare gli altri e anche ad avere forse più rispetto di me stesso e anche più fiducia in me stesso. Sentendomi amato, anche questo mi ha aiutato ad avere più fiducia in me, o altri elementi che ognuno può avere nella sua storia personale. Quanto c'è il rischio di dimenticare questi momenti? L'uomo che non ha memoria e vive solo del presente taglia, potremmo dire, le radici dell'albero della sua vita. Fare memoria è un dono che chiediamo a Dio. Poi anche il brano del Vangelo, soprattutto se accostato alla prima lettura, ci fa intuire quell'espressione centrale: Cristo, pane di vita. Cos'è questa vita che ci porta Gesù? È la vita del perdono ricevuto? Sì. È la vita eterna alla quale si apre la nostra fede in Lui? Sicuramente sì. Però nella vita di Santo Stefano, primo martire, vediamo che la vita che Dio in Cristo ci dona ha altri elementi. Prima di tutto un profondo amore della verità. Stefano non ha paura, parla, dice la verità riguardo le situazioni del popolo di Israele, riguardo le difficoltà del suo cammino, quello che aiuta a riflettere, perché dalla verità, dalla realtà, si può fare quella verifica guardando il proprio cammino con verità per fare i passi giusti che ci aiutano ad amare di più la nostra vita con le scelte giuste. Questa sincerità di fondo unita al coraggio di dire la verità, anche quando sei in completa minoranza, anche quando vai contro il senso comune della maggioranza delle persone. Poi anche questa vita che porta il Cristo accolto da Santo Stefano è una vita che apre ad altre cose. La forza di testimoniare Gesù non è solamente questa, una forza che Santo Stefano vive fino a dare la vita nel martirio. C'è un ulteriore ultimo passaggio che la sua vita e soprattutto gli ultimi istanti della sua vita ci rivelano. Come Cristo porta la vita nella vita di Santo Stefano. Una ultima tappa, potremmo dire, un ultimo elemento di questa vita è la trasformazione totale di Santo Stefano. Santo Stefano muore come muore il suo maestro, affidandosi al Padre e perdonando i nemici. Naturalmente la nostra vita non sarà come quella di Santo Stefano nelle situazioni concrete. Sicuramente non saremo chiamati a dare la vita come Santo Stefano, o almeno questo è alquanto improbabile, però meditiamo su quale livello di amore arriva Santo Stefano, quale grandezza sublime nell'amare, questo dono totale che anche accoglie le persone che sono contro di lui, questo dono totale di sé, questo Cristo, pane di vita, accolto, trasforma in se stesso, nel senso che tu, cristiano, diventi come il Maestro, nella tua capacità di amare, nella tua capacità di affrontare tutto, nella tua capacità di affrontare anche le situazioni estreme. Quanto abbiamo bisogno dell'alimento della fede, della compagnia di Gesù in questi giorni che puzzano di morte, che potremmo dire sono asfittici, che sono pesanti, all'interno dei quali tante famiglie,
e più facciamo esperienza che la sua presenza cambia la nostra vita, non nel senso che non affrontiamo più problemi, ma che siamo molto più forti e più sereni, e questo aiuto ci arriva dall'esterno rispetto a noi, quando ci accorgiamo che grande dono è la nostra fede. Cristo risorge, Cristo trionfa, alleluia. Al Re immortale dei secoli eterni, al Signor della vita che vince la morte, risuoni perenne la lode e la gloria. Cristo risorge, Cristo trionfa, alleluia. All'agnello immolato che salva le genti, al Cristo risorto che sale nei cieli, risuoni perenne la lode e la gloria. Cristo risorge, Cristo trionfa, alleluia. Preghiamo insieme, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, i doni della tua Chiesa in festa, e poiché gli hai dato il motivo di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne letizia, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato, sacrificato sulla croce più non muore, e con i segni della passione vive e mortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi veramente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, io chiamo Padre il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci unisce in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Vittorio Monti, di Lionella, di Luigi, di Vittoria e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammetti a godere la luce del tuo volto. E noi tutti, abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe il suo sposo, con gli Apostoli, con Sant'Antonio da Padova, con Santa Margherita e gli altri santi patroni delle nostre comunità parrocchiali e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Ora il regno, con la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia con tutti voi. E con il tuo spirito, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, da di soltanto una parola e io sono salvato. Preghiera per la comunione spirituale per coloro che non si accostano alla comunione
amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Cristo splendore del Padre, alleluia, alleluia. Cristo fratello dell'uomo, sia gloria a te, sia gloria a te. Cristo risorto da morte, alleluia, alleluia. In te rimane la vita, crediamo in te, luce e salvezza del mondo, alleluia, alleluia, forza rifugio conforto, speriamo in te, speriamo in te. Preghiamo. Guarda con bontà, o Signore, il tuo popolo, che hai rinnovato con i sacramenti pasquali, e guidalo alla gloria incorruttibile nella risurrezione per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera del Cardinale Bergaretto per implorare la misericordia di Dio in questi tempi di epidemia. Signore Onnipotente, Dio dei nostri padri, ti rendiamo grazie per il mondo che hai creato, per rendere possibile la vita dell'umanità. Ti rendiamo grazie per tutta la ricchezza del creato e per le sue meravigliose leggi. Ti rendiamo grazie perché siamo sopravvissuti nonostante ogni forza distruttrice e siamo capaci di giungere a sempre nuove scoperte sul nostro mondo e su noi stessi. Ti ringraziamo perché possiamo lottare sia individualmente sia in comunità per la nostra sopravvivenza e per rendere la nostra vita sempre più bella e ricca di significato. Ma prima di tutto ti ringraziamo per averci chiamati alla vita eterna e perché con la morte e la risurrezione redentrice di Cristo nostro Signore hai aperto per noi la via dell'eterna beatitudine. Quando ci colpiscono delle calamità naturali contro le quali non riusciamo ancora a difenderci con le nostre sole forze, possiamo sperimentare che la nostra vita è sempre nelle tue mani. Ti supplichiamo umilmente di aiutare gli uomini della scienza a trovare prima possibile l'antidoto alla presente epidemia. Dona a quanti guidano le nostre società l'accortezza di poter arginare con i provvedimenti adeguati la diffusione delle infezioni, di promuovere la prevenzione e la cura della malattia, nonché la predisposizione di strumenti efficaci per quanti ne hanno bisogno. Dona la tua misericordia e l'eterno riposo a quanti sono morti a causa della malattia. Dona la guarigione ai malati. Dona forza e benedizione ai medici e al personale sanitario per il loro coraggioso impegno. Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità affinché possiamo sostenere con ogni aiuto spirituale e materiale i malati e i parenti che sono nell'angoscia o nel lutto. Fa che con i nostri comportamenti responsabili possiamo contribuire anche noi a prevenire la diffusione della malattia.
Perdona, Signore, ogni nostro peccato commesso in pensieri, parole, opere e omissioni. Santissima Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Beatissima Vergine Maria, salute degli infermi, prega per noi. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, nel nome del Signore andate in pace. Prendiamo grazie da Dio. Regina Celi, retare